Quindi sono tornato giù di sotto perché stanno già facendo le prove dello sbalzo della gru, come vedete, e appunto parlavo con il parroco. E allora le campane, come avete visto, sono del 44, 45, 43 proprio adesso il parroco mi ha spiegato che la parte che è stata fatta saltare nel 44 praticamente era proprio la zona della parte finale della cella campanaria. Poi ovviamente dopo la guerra è stato ricostruito e quindi si trova come attuale adesso. Ed ecco che comincia la salita, la gru praticamente sopra di noi, ed ecco Rosato che comincia ad armentare per legare i travi di sostegno per la salita di questa bella briscolina. Mano, prova a alzare piano. Io adesso te lo do. Scrivi. Vai tranquillo, vai. 3-4 7-3 Vai veloce, vai. 7-9-3. Dopo ti dirò perché. Sì. Perfetto. Ciao. Manda giù la fascia, mandala giù, fascia a sinistra. Il castello, grazie al porto per metterlo. Ed ecco che ormai siamo quasi in zona cella campanaria. Eccola qua, arriva all'altezza della cella campanaria i primi travi per la posa in opera della nuova campana. Su. Eccolo qua che è arrivato in cella campanaria e adesso viene tirato all'interno. Eccolo, e questa è la prima
fase. Giù. E adesso vediamo quando salgono i ferri del mestiere. Questa carriola con il motore, l'elettromartello e via dicendo. Alla fine vedremo il ceppo e la campana. Fermo romano. E ora praticamente i preparativi per la salita della carriola, dove c'è motore, elettromartello. No! Senti! Noi glielo diciamo, perché sennò quelli mi fanno degli sgorbi. Ecco che sale la carriola con il cuore dell'elettromeccanica che appunto muoverà la nuova campana. All'interno motore, elettromartello ed ecco su verso la cella campanaria. No, per conto mio, li metto su YouTube per tutti gli amici che sono iscritti a questo canale. Sembra più un fregio pagano faraonico che un fregio... Quindi quei fregi lì, tra rimane poli, guarda, sono più pagani faraonici. Sono più pagani questi cristiani. Sono un po' sui musulmani, dato che l'aria è quella un po' lì. La festa dei caprocci, mente. Quindi sembrano più egiziani, capito? Quindi guarda, si è lamentato perché... A che ora, padre Franco, dobbiamo essere lì? A che ora? La mezza? Sì, più o meno, sì, alla messa. Ecco qua, anche la carriola è arrivata. Eccola, è arrivata anche questa. Bene. Ok, e adesso aspettiamo la salita della campana. E adesso la salita delle cose più importanti, appunto la campana, che per l'ultima volta la vediamo qui sul camioncino, dalla prossima volta la vedremo su in cella campanaria e poi la sentiremo suonare di lassù, il ceppo, questo trave e le due semiruote, eccole qua, di uguale diametro per consentire lo slancio veloce, il mezzo slancio veloce, pardon, mi correggo, il mezzo slancio veloce. Ecco Rosato che sta assicurando alla cinghia il ceppo. Sì, arrivo. Qui guarda a vedere tutto c'è. Questo potreva. Quella lì mi ha detto di no, però io la manderei su perché penso che mi serve. No, c'è l'altro, non c'è bisogno. Ed ecco qua, il ceppo è stato agganciato e adesso su! Romano, tira piano con le caruccole su. Eccolo che va in tiro, vedi? Tic tic, guarda. Dai che va in tiro. Dai che va in tiro. Eccolo qua.
e là, e anche il ceppo se ne va. Eccolo qua, ecco il ceppo che comincia a salire. Sale, 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 sale verso il campanile anche lui. Eccolo qua, che ormai è quasi in zona Cella Campanaria. No, sempre di ferro, però non era ziccato. Era diventato tutto marcio. Ok, e il ceppo è andato, anche il ceppo è andato, e adesso mancherà da far salire prima della campana la ruota al quale verrà collegata la catena e verrà collegato il ceppo per far suonare la nuova ospite che salirà più tardi. Ecco qua, siamo quasi alle battute finali. Adesso salgono sulle ruote. Tirare. Ecco qua, sale su la trave e le due semiruote che appunto verranno accoppiate al ceppo e permettono il movimento della campana al motore. Ecco, e l'ultima a salire, come vi avevo detto, sarà proprio la campana. Qui è Galletti o Calletti? Calletti. Con la C? Sì. Allora siamo a posto. No. Perché poteva essere caduta la C? No. Quanto No, Calletti. Allora, È andata bene. È andata bene. Proprio perché lei è squisito, allora glielo provo a dire. No, è Calletti, va benissimo. Bravo. È Quindi non Calletti, si è- invece avevamo sbagliato, quando sono avevamo sbagliato Nardi l'avevamo sbagliato, cioè avevamo messo un altro nome, però l'ho fatto correggere. Ah. Però è Nardi. Infatti quel giorno mi ha detto, ha Nuovo detto rettore. Nardi, donate, mi ha detto che donate qui e via dicendo, mi ha fatto una battuta No, padre Calletti, Nardi. Va bene. Ecco appunto, ci tenevo a ricordare che questo appunto lo avevamo già detto l'altra volta, questo è il Galletto simbolo oggi non della c'è, lo stemma del diocesi, vescovo, è il simbolo del vescovo, quindi della diocesi di Fano. Sì. Ecco, ci tenevo a precisarlo perché quel giorno correvamo un po' e allora Nolite ecco. timere, la barchetta, sono io, non abbiate paura. Ah, ego sum, Nolite timere. nolite timere, quindi sono io sulla Oggi non barchetta. si è visto. Ho capito. Poteva venire. Chi? Non Marzia. Madre Marzia? Mentre il ceppo ormai è andato su in Cella Campanaria, ecco che ci prepariamo, ecco che la gru sta di nuovo ripiazzandosi per il sollevamento della campana. E questo è il momento più toccante di questo video.
Già abbiamo sentito la sua bella nota il 13 di novembre. Ragazzi, il dialetto è bellissimo, è bellissimo il dialetto di queste zone. Allora, eccoci qua, ci siamo. E adesso Allunga il braccio. è arrivato il momento della salita della campana. Rosato sta aspettando appunto che arriva il braccio della gru, l'aggancio, e adesso siamo pronti per la salita. È il momento più bello del video. Eccola qua, è stata agganciata E c'ho il dito davanti. È sempre tante cose. Chi ti e arriva la tecnologia questa? adesso siamo pronti per la salita. Eccola, eccola che va in tiro, eccola che va in tiro, e Rosato l'accompagna, eccola, sta salendo. Santa Barbara, intercedi per tutti noi e per la campana, per il gruista e via dicendo, che la campana possa arrivare in cella campanaria. Fai. Anche Rosato fa la foto alla campana che sta salendo verso la cella campanaria. Guardate quanto è bella, guardate quanto è bella. Sì, e sono l'unico a riprenderla, non c'è nessuno, solo io. Ecco qua, un'altra bella salita di un'altra bella campana in un altro dei nostri bei campanili qui a Fano, in provincia di Pesaro, per la Basilica di San Paterniano, il patrono appunto di Fano. Eccola lassù, comincia a essere un piccolo puntino. Matti, vieni da lontano. Matteo, vieni da lontano, va. Ah, quanto è bella! Con lo sfondo delle nuvole e un debole sole che è uscito a fare più bella questa giornata indimenticabile. Oggi 21 novembre, sono le 10:11 e la campana sta arrivando in cella campanaria. Sotto la manifactura, hai capito? Ma sale dall'altra parte? Allora andiamo a vedere. Eccola, eccola, sale dall'altra parte. Allora la riprenderemo da qui. Va di là perché? Va di là. La sale da qui? La mette da qua? Oh mamma. Sì, tutti i sabato, non paga il bagno. Latte Piscopio, proprio l'angolo che... Latte Piscopio, sì.
manda i coniatori a lì. Dai che ci siamo! Eccola! Sta per arrivare! Eccola! Sono loro che devono fermare la mano, come la fermano? Eh sì, dopo la devono prendere. Adesso vado a riprenderla da di là, eh? Eccola! Eccola, eccola. Adesso mi sono spostato. Sali appunto. Questo qui, sai cosa mi ha buttato su 20 anni fa? Dimmi, dimmi. La cupola sul campanile. La cupola? Sì, tutta la punta Ah, tutta sopra. la parte finale? 15 metri. Oh madonna! L'ho fatta tutta in ferro, poi rivestita in legno, poi con i rami. Ti faccio vedere le foto. Ma Adesso come hai non ce fatto l'ho. quello di Montemarciano? Marina di Montemarciano e l'impianto l'hai fatto te? Sì, però io ho fatto la cupola del campanile che era a terrazzo, Sì, il campanile a terrazzo, sì. io ho fatto la punta 15 metri, con la porta che si esce, tutta la struttura in ferro, poi Ma tutto il guarda. tavolato, poi tutti i rami. Ho L'ho capito. fatto anche qui ho fatto anche la croce, la croce, la palla, gli ho fatto il giravento, i torricini, gli ho fatto tutti i rami in ferro, rivestiti tutti i rami, Ho capito. e la porta che va fuori. Bene. Al mio paese, in Avditore, il comune. Ah, proprio il Se tuo... vai sul campanile di Avditore, vedi su Google o dove Sì, andare a vedere sì, te. sì. Il campanile una volta era coperto a terrazzo, adesso c'è la cupola e il ramo, l'ho fatta io con la ventana, ma Ci l'ha buttata vengo. su lui. Dai, ci verrò. Ci verrò. Aspetta che fa le foto! Scusate se mi balla un po' la... ma ragazzi a tenerla ferma così non è facile e l'immagine purtroppo è mossa. Adesso mi fermo un po'. Ferma, ferma! Romano! Romano, ferma! Romano, ferma! Davide viene un attimino sopra, poi vai via. No, sopra non faccio ben tempo a venirci. Fai in tempo a vedere No. come è piazzata? No. Io l'altra volta ho messo su la croce perché era caduta, gliel'ho fatta nuova. La Ah, palla, gliel'ha rifatta nuova? sì, con Sorcinelli, conosci Sorcinelli? No, Uno qui molti. è uno qui di Fano che ha le come lui. Ah. Più grosso. Qui a Fano c'è Sorcinelli e Tommasoni, Tommasoni. però questo si risparmia, no si risparmia, io non Non male. Bene, io perché purtroppo devo andare al lavoro ragazzi, quindi adesso la campana è su e sicuramente tornerò mercoledì. Un saluto a tutti, ci salutano. Vabbè, dicono in realtà che l'operazione è conclusa e la gru si può allontanare. Bene, per il momento è tutto, mi si sta scaricando pure la batteria, ce l'abbiamo fatta proprio in tempo, va bene, ok, per il momento è tutto, arrivederci a mercoledì e sarò di nuovo qui per vedere altre cose. Ciao a tutti da Campanaro 67, grazie Rosato per tutto, ciao, alle prossime, ci vediamo mercoledì. A posto, per il momento è tutto, ciao da Campanaro 67, a mercoledì 23 dalla cella campanaria. Ciao a tutti!